Una fotografia dell'economia del territorio, gli scenari futuri e le sfide per le piccole e medie imprese al centro dell'assemblea annuale dei soci Confapi Venezia e Treviso. Oltre 200 imprenditori riuniti a Villa Braida alla presentazione della ricerca del Centro Studi di Intesa San Paolo sulle prospettive economiche per il 2025. Certamente rimane confermato un momento di raffreddamento legato anche al fatto, insomma, abbiamo tutti visto un po' le difficoltà della Germania anche in ambito europeo e intere filiere, però allo stesso tempo in questo momento l'Italia e anche il nostro territorio è fortemente sostenuto dal mondo dei servizi e noi vediamo in futuro delle prospettive interessanti, intanto perché accompagnate da un sostenuto calo dei tassi di interesse e quindi la possibilità per le imprese anche di andare ad investire. E proprio gli investimenti rappresentano una delle sfide per gli imprenditori in un contesto economico segnato ancora da costi e rincari, a cominciare da quello dell'energia. Noi aspettiamo anche quello che si prospetta, per esempio, anche sul fronte degli investimenti, dove esserci un calo ulteriore dei tassi di interesse. Questo potrebbe portare giovamento proprio per chi ovviamente vuole fare investimenti, anche investimenti importanti. Vi ricordo che una volta era ben diverso il mercato, adesso il mercato è molto complicato, cambia molto velocemente, le aziende devono sempre essere pronte a soddisfare quelle che sono le nuove richieste e ovviamente saranno sempre di nuovi investimenti. Un quadro globale complesso che vede comunque le piccole e medie imprese al centro del tessuto socio-economico del territorio. Le sfide sono sfide note, perché il nostro Paese ha un problema di rapporto tra deficit e PIL. Le piccole e medie imprese, il sistema delle piccole e medie imprese aumenta il PIL e quindi siamo centrali per la vita economica e sociale di questo Paese. Bisognerebbe tenerne conto. Noi come piccole imprese sappiamo cosa fare e insomma cerchiamo tramite riunioni come quelle di questa sera di raccogliere le nostre istanze e portarle anche alla parte politica.